Sera dal telegiornale del Veneto. Nella nostra regione i risultati sin qui raggiunti nella lotta al coronavirus sembrano incoraggianti. Il Covid-19 tuttavia non è ancora sconfitto, la prova arriva da diverse zone del mondo. Le preoccupazioni in Veneto sono per l'autunno. Per Andrea Crisanti, che ha legato il suo nome al piano tamponi del Veneto, bisogna creare un sistema di prevenzione e agire all'occorrenza come a vo'. Matteo Mokorovicic, l'apertura. La Cina, da cui è partito tutto, a Pechino teme un'ondata di ritorno, motivo per cui sono stati isolati 200.000 abitanti. Ma ci sono anche i focolai degli Stati Uniti e del Sud America e in Italia, nonostante le condizioni siano migliorate, i rischi non sono passati. Lo testimonia la Lombardia, che ieri registrava 259 nuovi positivi sui 303 censiti in Italia, l'85%. Benché le restrizioni siano state allentate, il Covid-19 non ha mollato la presa e non c'è da stare tranquilli. Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, in merito non ha dubbi. La preoccupazione ora è per l'autunno, quando potrebbe esserci un ritorno del virus. L'epidemia si può diffondere sotto traccia prima di manifestarsi con dei casi clinici gravi. Quindi quando noi abbiamo un caso clinico grave, noi dobbiamo cercare in tutta quella rete di contatti, vicini di casa, colleghi di lavoro, dove si è sviluppata l'epidemia sotto traccia per poterla isolare ed eliminare. In parole povere dobbiamo ripetere tante piccole situazioni, micro, mini o anche maxi, come abbiamo fatto a Vo'. Non c'è sta altra ricetta per spegnere un focolaio.